L'Atletica Veneta ha festeggiato un anno di successi. Sabato 16 marzo al Centro Congressi Alta Forum di Campodarsego il movimento regionale si è stretto attorno ai protagonisti di una stagione che ha confermato il Veneto fra le grandi forze dell'Atletica Azzurra. C'era anche il presidente della FIDAL Alfio Giomi alla prima uscita ufficiale in regione ad applaudire i cadetti trionfatori ai campionati italiani di Jesolo. E con loro i tanti atleti che nelle diverse categorie hanno vinto titoli italiani o stabilito primati. L'Atletica Veneta è uno caposaldi dell'atletica italiana. Gli ultimi risultati di Göteborg hanno confermato che larga parte dei successi dell'atletica italiana vengono a questa terra. È stato l'anno olimpico, alcuni atleti veneti tesserati per le società del Veneto hanno partecipato alle Olimpiadi e alle altre gare internazionali ottenendo importantissimi risultati e poi a tutti i livelli, anche a livello giovanile e promozionale, abbiamo raggiunto sia a livelli, come risultati individuali che di squadra delle prestazioni che confermano il movimento veneto ai vertici del movimento nazionale. È un grande onore per noi a Campodarsego ospitare un evento di tale portata e quindi per questo devo ringraziare sicuramente chi si è speso per questa iniziativa, chi ha proposto all'amministrazione comunale questa iniziativa, che è sicuramente il professor Valente in primis e anche il nostro referente regionale, segretario regionale Ivo Zecchin. Per fortuna nel Veneto ogni anno abbiamo dei risultati eccezionali e questo è merito soprattutto delle tante società, ma soprattutto della federazione di atletica leggera qui del Veneto, la FIDAL, che con la sua attività e soprattutto attraverso i propri tecnici e la propria rete riesce effettivamente a educare, a formare e a preparare dei giovani che poi ottengono risultati sia nello sport che nella vita. Ed una di queste giovani figure è sicuramente Ottavia Cestonaro. Partiamo allora subito forte con uno dei due premi principali. Lei è la promessa veneta dell'anno, figlia d'arte ed allenata da papà Sergio al fianco della sorella Maria Vittoria, pesista. Classe 95, Ottavia è ai vertici mondiali di categoria nei salti. Secondo me è una cosa fondamentale viverla in modo tranquillo, senza appunto vivere solo pensando all'atletica, perché appunto è una passione, deve essere divertimento, è serio quando bisogna essere seri, però non va mai bene prenderla troppo seriamente perché si rischia di appunto raggiungere la cosa opposta. Ottavia parte dalla vittoria, 2 vittorie al Criterium Cadetti, una nel lungo, una nel triplo, e ha continuato a confermarsi. Soprattutto Ottavia è un'atleta molto brava in molte specialità, vuol dire che il lavoro svolto dal suo tecnico, il lavoro che ha svolto fin da giovane, le ha permesso di acquisire un bagaglio di competenze tecniche che le consentono di andare forte in tutti i periodi dell'anno e in diverse specialità sportive. Credo che avrà veramente un grande futuro. Ed a proposito di cadetti, categoria che ha regalato ad Ottavia 2 titoli italiani, il Veneto ad ottobre 2012 si è laureato campione d'Italia. Mi fa sempre piacere ricordare 9 titoli italiani individuali, un titolo della staffetta, altri 14 ragazzi finalisti e poi la vittoria finale. Però adesso siamo già ripartiti, i ragazzi hanno già confermato le loro potenzialità a livello indoor, con alcuni di questi atleti che già nelle gare di quest'inverno si sono laureati campioni italiani. Daniele Greco, che ben conosce i cadetti veneti avendo acceso il tripode negli ultimi campionati italiani cadetti di Jesolo, assieme a Michael Tumi, velocista e compagno di società, viene dall'oro europeo indoor nel triplo, mentre Tumi ha conquistato il bronzo nei 60. Ci tenevo a lasciare un segno, comunque ci tenevo a saltare una misura lontana che già avevo nelle gambe l'anno scorso, che per altri problemi non ho potuto tirar fuori, se non nei campionati assoluti di Bressanone. Però è così, una grande misura, una grande emozione. Abbiamo lavorato duro quest'inverno su tanti piccoli aspetti tecnici e finalmente è arrivato questo gran salto che da tanto speravamo. Per me è stato il primo vero successo importante della mia carriera. Adesso con questo risultato, con questo record italiano, posso guardare ai 100 metri con molta speranza, di avvicinare il minimo per i mondiali innanzitutto e poi chissà, magari avvicinare anche questa barriera dei 10 fra qualche anno, spero. E poi a Campodarsego fra gli atleti top si è visto Ruggero Pertile, che fra qualche giorno prenderà parte agli italiani di maratona ad Aquileia.
Per lui un risultato prestigioso alle Olimpiadi di Londra ed il record regionale nei 10 km. Un anno impegnativo, visto che c'erano le Olimpiadi, ho dato tutto e quando ci sono le Olimpiadi hai sempre grande motivazione, quindi mi sono preparato al meglio e ho cercato di fare del mio meglio, sono arrivato 10º. Il riconoscimento più importante di giornata è stato quello assegnato all'atleta dell'anno. È Chiara Rosa, la pesista di Campo San Piero, che non presente per motivi legati all'attività sportiva, ha salutato tutti con un video. A ritirare il premio sono stati i suoi genitori. Lei ha una carica incredibile e però è anche un'atleta molto seria, perché da 15 anni sta ottenendo risultati. Ricordo che il primo risultato suo l'ha ottenuto quando appunto aveva 16 anni e è arrivata terza a un campionato del mondo allievi. Negli anni ha continuato poi a classificarsi nella categoria juniores, i quarti posti, nella categoria promesse, terza ad un campionato europeo e finalmente il coronamento nel 2012 con un terzo posto nel campionato europeo assoluto. Questa è Chiara, la continuità, il saper mantenersi sempre ad alto livello, il saper sempre ricominciare dopo i risultati ottenuti. Credo questo possa essere un esempio per i nostri atleti giovani. Insomma, bastano i premi appena descritti per comprendere che il movimento veneto è vivo e spicca a livello nazionale ed internazionale. Questo dipende anche dal grande volontariato che abbiamo in questa federazione, da migliaia e migliaia di persone che si dedicano per far amare questo splendido sport che è l'atletica leggera, da dove partono poi tutti gli altri tipi di attività sportiva. Una di queste persone è Mirko Buglioli della Bentegodi, dirigente dell'anno, premio che quest'anno viene intitolato a Lucio Todini, altro grande amico e vicepresidente dell'Atletica Veneta recentemente scomparso. Doppio orgoglio in quanto uno perché ha il nome di Lucio Todini come amico e dopo 53 anni che sono nell'ambiente dell'atletica leggera con le varie tappe atleta, allenatore e allenatore dirigente e dirigente anche della Bentegodi, una società di 143 anni. Ed a proposito di Pala Indoor di Padova, la nuova struttura al coperto interamente dedicata all'atletica, il comitato regionale ha consegnato il premio di amministratore dell'anno ad Umberto Zampieri, assessore allo sport del comune di Padova, che molto si è speso per la messa a punto dell'opera. Il Veneto è e sarà sempre più terra di grandi eventi. Stamani ero a Nove, dal sindaco di Nove, dove il Veneto sta pensando di organizzare un grande evento nazionale l'anno prossimo, quindi Veneto sempre in prima linea sia sul campo organizzativo che su quello tecnico.